La biosfera del Monte Grappa è riserva MAB UNESCO. Il fatidico sì è arrivato poco fa dalla Nigeria, dove il Consiglio internazionale si è riunito, seppur in ritardo, e ha valutato positivamente le 480 pagine del dossier di candidatura. Un territorio che si stringe intorno alla vittoria e una vittoria che stringerà, si auspica, il territorio in futuro. 25 comuni in 3 province, molti dei quali fanno parte anche della provincia di Treviso. Innanzitutto ringrazio Anna Agostini e Filippo Lenzerini, i nostri consulenti, che ci hanno accompagnato in questo percorso che, come appunto detto, non era scontato, non era facile e non era semplice da poter coordinare. Quindi un grazie va ma anche e soprattutto all'intesa programmatica d'area nostra, che rappresento io, perché davvero ci ha creduto e tutti insieme ci siamo attivati per coinvolgere sempre più comuni, sempre allargando il territorio il più possibile, in modo da ricomporre tutto quella che è oggi la mappa della nostra riserva della biosfera. Ecco, in qualità di presidente ma anche di sindaco, lei conosce bene i due aspetti, i due livelli dell'importanza di questo riconoscimento, ma come trasmetterlo ai cittadini? Adesso l'importante è iniziare con i tavoli dove chiaramente si metteranno in luce quali sono le criticità e quali possono essere le opportunità. I vari tavoli tematici proporranno dei percorsi, proporranno dei progetti da portare avanti, ma per noi diventa importante la comunicazione e la condivisione. Noi vogliamo far davvero inserire questo semino utilizzando le scuole, organizzando i più eventi possibili in modo da coinvolgere sempre più tutti i nostri cittadini, perché noi vogliamo che ciascuno di loro sia orgoglioso di fare parte di questa riserva, ma si veda anche impegnato nella sua salvaguardia e nello suo sviluppo. Ecco, ultima domanda, le 3 zone che sono state individuate non sono una classifica, ogni comune ha la stessa, ogni territorio ha la stessa responsabilità, possiamo dire. Certo, le 3 zone sono perché individuano i vari livelli della nostra riserva, sono presenti in quasi tutte le riserve. Nella nostra diventava anche facile, nel senso che la parte sommitale del Grappa è ovvio che sia la core zone, quella che viene un po' più tutelata, come è sempre stata fatto negli anni, con dei vincoli specifici. Quello che vogliamo fare invece è riuscire a sviluppare sempre più l'integrazione tra l'uomo e l'ambiente, andando a sviluppare quelli che sono i vincoli esistenti, non creandone altri, perché non è questo il tema delle riserve della biosfera, perché il tema è proprio sviluppare in tema sostenibile l'integrazione tra l'uomo, le sue attività e l'ambiente, salvaguardandolo. Assessore, un'altra medaglia per il Veneto, ora però sta ai cittadini di questo territorio tenerla lucida. Certo che sì, questo è un riconoscimento molto importante per questo territorio, va ad aggiungersi anche a dei siti UNESCO proprio riconosciuti, che sono già 9 in Veneto. Questa è una riserva della biosfera, quindi MAB UNESCO, quindi una cosa leggermente diversa, però comunque un riconoscimento importante che l'UNESCO ci dà di tutela di questo territorio anche dal punto di vista ambientale. Questo è importante perché ci collega a un altro ragionamento fondamentale, che è la ricettività turistica. Oggi il turista, quando viene nel nostro territorio, vuole trovare un ambiente sano, e qui fortunatamente possiamo coniugare l'aspetto enogastronomico con la cultura molto presente in queste località. Cito in particolare Asolo, ma non solo, tutto ciò che ci sta anche attorno, e quindi diciamo che è un riconoscimento fondamentale. Certo che, come giustamente si diceva, i primi che devono rendersene conto sono i cittadini. Come faranno a comunicare, a dialogare tra loro tutti questi patrimoni, che anche recentemente Padova mi viene in mente, come faranno? Innanzitutto a breve abbiamo proprio una fiera a Padova dedicata ai siti UNESCO, e noi come Regione stiamo già creando, diciamo, dei protocolli di promozione, se vogliamo, proprio per le aree UNESCO. Quindi c'è un tavolo regionale che si occupa di questo, e la volontà anche nella promozione internazionale che la Regione fa la sta facendo tenendo conto di ciò che esiste già sul territorio, e appunto mettendo in connessione un territorio con l'altro, ovviamente riconosciuto UNESCO. Quindi voglio dire, una sorta di specificità. Questa è una regione che ha molte destinazioni, che ha molti prodotti turistici, e penso che il tema dei siti UNESCO sia di notevole importanza nella promozione internazionale per attirare i turisti sul territorio. Ok, l'assessore Caner prima parlava appunto di una necessità anche di mediare l'economia con la biosfera
sostenibilità e l'ambientalismo, diciamo. È molto importante anche il vostro ruolo come associazione di categoria. Sì, senz'altro. Allora, questo è un territorio a forte vocazione imprenditoriale. Il compito delle associazioni di categoria è adesso essere accanto alle imprese verso il nuovo focus della sostenibilità, della completa circolarità, dell'attrattività per i giovani che siano i futuri imprenditori attenti alle nuove tendenze del turismo, anzi anticipatori di quelle che possono essere le aspettative dei futuri turisti, così sensibili ormai a un turismo slow, un turismo lento, a un turismo esperienziale e che può trovare piena soddisfazione in tutta l'offerta enogastronomica, culturale, architettonica, paesaggistica che il nostro territorio può offrire.